Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Palermo chiusa la prima parte dell'indagine sugli appalti della regione siciliana in sanità, notificati 9 avvisi tra i destinatari, anche l'ex governatore Cuffaro attualmente ai domiciliari, restano sotto accusa manager, imprenditori e la società Dussmann. Non sarà archiviata l'inchiesta sulla morte dell'imprenditore Angelo Onorato, trovato senza vita 2 anni fa nella sua auto. Il GIP ha accolto l'opposizione della moglie Francesca Donato e disposto altri 6 mesi di indagini. Arrestato ad Aragona, nell'Agrigentino, un 41enne di Paternò, nel Catanese, per tentata truffa del finto carabiniere. La vittima ha chiamato i veri militari e sventato il raggiro. Catania, controlli nel quartiere San Cristoforo, trovata una pistola e sequestrata 1 tonnellata di alimenti abusivi, rimosse strutture e rifiuti. A Catania e provincia aprono 21 luoghi storici per le giornate FAI di primavera, con palazzi, chiese e ville visitabili nel fine settimana, percorsi accessibili e appuntamenti speciali, tra cui musica dal vivo e visite multisensoriali, offriranno al pubblico l'esperienza culturale unica. Calcio debutto di Viali al Massimino lunedì contro il Casarano, con il Catania che punta a difendere il secondo posto. Forte e Rolfini assenti, Cicerelli in forse. Serie B, vigilia di campionato per il Palermo, che domani farà visita al Padova. I rosanero sperano ancora nella promozione diretta. Inzaghi dice: la squadra vuole vincere. Bentrovati, concluse le indagini per gli appalti truccati nella sanità siciliana. La procura ha inviato 9 avvisi e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio per Totò Cuffaro e altre 7 persone. Maglio Viola. La Procura di Palermo ha chiuso la prima parte delle indagini sugli appalti alla regione siciliana. Si tratta dell'inchiesta che ha riguardato soprattutto la sanità regionale, ma ha coinvolto anche alcune procedure di stabilizzazione di personale precario e un consorzio di bonifica. I PM hanno notificato gli avvisi di conclusione dell'inchiesta però solo alla metà delle persone indagate in prima istanza e per le quali era stato chiesto l'arresto. Delle 18 persone coinvolte nella prima fase, 2 sono uscite di scena, per un'altra decina l'arresto è stato respinto. Gli avvisi di conclusione delle indagini notificati sono nel complesso 9, ma soltanto 8 riguardano persone fisiche. Il 9° avviso riguarda invece la società Dussmann. Il documento di conclusione è un atto che spesso precede la richiesta di rinvio a giudizio. Tra i destinatari fisici del provvedimento c'è anche l'ex governatore siciliano ed ex segretario nazionale della DC Totò Cuffaro, che attualmente si trova agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e traffico di influenze. Insieme a Cuffaro l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato anche a Ferdinando Aiello, Roberto Colletti, l'ex manager dell'ospedale Villa Sofia Cervello, Marco Dammone, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola e al collaboratore personale di Cuffaro Vito Raso. Le posizioni degli altri indagati invece restano ancora al vaglio della Procura, che sta eseguendo altri accertamenti e poi deciderà se procedere alla richiesta di un processo stralcio o, come nel caso del deputato di Noi Moderati Saverio Romano, di procedere con la richiesta di archiviazione. Il GIP di Palermo ha disposto nuovi approfondimenti sull'inchiesta per la morte dell'imprenditore Angelo Onorato, respingendo la richiesta di archiviazione. Accolta così l'opposizione della moglie Francesca Donato, il giudice ha concesso altri 6 mesi di indagini. Gli inquirenti propendono per l'ipotesi di suicidio, mentre la famiglia continua a sostenere che si tratti di omicidio. Tentativo di raggiro con la tecnica del finto carabiniere sventato ad Aragona. Siamo nell'Agrigentino. Un 41enne incensurato di Paternò è stato infatti arrestato in flagranza di reato mentre tentava di farsi consegnare denaro e oro. La vittima, con sangue freddo, ha allertato i carabinieri, quelli veri. Sentiamo. Truffa shock con la tecnica del finto carabiniere. Suo figlio ha investito una donna incinta, il bambino è morto. E con questa telefonata che un uomo di 41 anni, incensurato di Paternò in provincia di Catania, ha tentato di raggirare una donna ad Aragona nell'Agrigentino. Alla vittima è stato raccontato che il figlio era coinvolto in un grave incidente e che per evitare denunce e conseguenze penali bisognava pagare subito, contanti oppure oro.
Una richiesta urgente costruita per spaventare, ma la donna è stata lucida e anche molto abile. Ha capito il tentativo di truffa e ha chiamato i veri carabinieri, riuscendo ad intrattenere il truffatore al telefono fino al loro arrivo. I militari hanno anche ascoltato la telefonata. A quel punto è scattato il piano. I carabinieri si sono nascosti in casa in attesa dell'uomo incaricato di ritirare il denaro. Quando il cosiddetto esattore si è presentato alla porta è scattato il blitz. L'uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza. Dopo l'arresto è stato portato in caserma ad Aragona e poi trasferito al carcere Petrusa di Agrigento in attesa delle decisioni dei magistrati. Perquisita anche l'auto utilizzata dal truffatore, risultata presa a noleggio. Un tentativo fallito grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei carabinieri. Andiamo a Marineo, in provincia di Palermo. Maxi rissa tra 15 persone in un centro commerciale. La violenta scazzottata è nata da un apprezzamento di un giovane verso una ragazza. Marco Gullà. Prima uno sguardo, poi un apprezzamento che ha scatenato una feroce e violenta rissa. Siamo a Marineo, in provincia di Palermo. Un apprezzamento rivolto da un giovane a una ragazza ha scatenato una scazzottata nei pressi del centro commerciale Candy Shop. In 15 se le sono date di santa ragione fino a quando non sono arrivati i carabinieri chiamati da clienti e titolari. A innescare la rissa è stata la stessa ragazza che dopo il complimento poco rispettoso rivoltole ha colpito con una borsa il giovane. Dopo che i militari hanno riportato la calma, in 4 tra i 25 e i 45 anni sono stati denunciati per rissa. Uno dei denunciati era inizialmente estraneo alla lite, vi ha preso parte quando si è accorto che lo specchietto della sua auto era stato danneggiato. Pugni, calci, spintoni, il tutto davanti a tanta gente che ha provato anche a riportare la calma. L'intervento dei carabinieri ha permesso di disperdere i presenti, la maggior parte dei quali intervenuti esclusivamente nel tentativo appunto di sedare gli animi e di identificare i principali responsabili della rissa. I coinvolti hanno riportato lievi lesioni ma hanno rifiutato l'assistenza del personale sanitario del 118, fatto convergere sul posto. A Catania, controlli straordinari della polizia nel quartiere di San Cristoforo, setacciato appunto l'intera zona, sequestrato 1 tonnellata di alimenti senza tracciabilità e poi trovata una pistola nascosta in una cabina elettrica. Giusy Lazzara. San Cristoforo, Catania, terra di nessuno. Durante un controllo straordinario della polizia è rimossa una tettoia abusiva. Per fare ombra a auto in sosta, i cani poliziotto hanno fiutato qualcosa davanti a una cabina elettrica. Così è stata trovata nascosta dentro una pistola con munizioni. Ma non solo, sorpresi i venditori ambulanti che esponevano e vendevano in strada prodotti ortofrutticoli senza autorizzazione. Scattate multe per 10.000 euro e sequestrato 1 tonnellata di alimenti privi di tracciabilità. Disposta anche la pulizia dell'intera area con la rimozione di quasi 2 tonnellate di rifiuti, tra cassette in legno e in plastica, banchi per la vendita abbandonati nel tempo dai venditori ambulanti. Ripristinata così la fruibilità del marciapiede per i pedoni. I poliziotti hanno attivato anche posti di blocco in punti strategici del quartiere. Identificate 150 persone, oltre la metà risultate con precedenti e alcune destinatarie di misure di prevenzione. Maxi sequestro di semi di pomodoro di alto valore agronomico contraffatti nel Ragusano. Scoperta una filiera illegale tra Vittoria e Gela. Veronica Barbarino. Sequestrati oltre 30.000 semi di pomodoro di alto valore agronomico nel Ragusano. L'operazione coordinata dalla Procura di Ragusa e condotta dalla Guardia di Finanza insieme all'Ispettorato contro le frodi alimentari di Vittoria ha portato ad una vera e propria filiera della contraffazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è partito dalla scoperta in un'azienda agricola di Vittoria, dopo attente analisi di laboratorio, di piantine di pomodoro nate da semi contraffatti. Queste piantine sarebbero poi state rivendute a un'altra azienda della zona. A partire da lì, gli inquirenti sono risaliti al percorso dei semi. Questi sarebbero stati acquistati già contraffatti e simili agli originali da una ditta sementiera di Gela. A conclusione delle indagini, i titolari delle aziende coinvolte a vario titolo sono stati denunciati per fabbricazione e commercio di beni realizzati senza diritti di proprietà industriale. A intervenire sulla vicenda anche il ministro Francesco Lollobrigida, che elogiando l'operato dei militari ha ribadito l'importanza dei controlli per tutelare qualità, legalità e made in Italy e sottolineato come la contraffazione danneggi agricoltori onesti, mercato e innovazione.
A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato lo stabile che ospitava l'ex centro meccanografico del Banco di Sicilia. Costruito negli anni 70, l'immobile deve essere liberato dall'amianto, ma secondo l'accusa lo smaltimento durante i lavori comporterebbe rischi per la salute degli abitanti della zona residenziale. Manlio Viola. Lavori di demolizione e ristrutturazione in pieno centro residenziale della città di Palermo senza smaltire l'amianto a norma di legge e lavorando senza le dovute precauzioni necessarie per evitare le polveri sottili. La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro un intero stabile nel centro residenziale della città e il relativo cantiere di ristrutturazione. Si tratta dell'ex centro meccanografico del Banco di Sicilia che era passato ad Unicredit insieme all'acquisizione degli sportelli bancari. Lo stabile, ormai dismesso, era stato ceduto ad una società che aveva avviato operazioni di ristrutturazione. L'edificio, realizzato negli anni 70, è saturo di amianto, ma le opere di ristrutturazione non ne stavano tenendo conto e le lavorazioni di smaltimento stavano avvenendo, secondo l'accusa, incuranti del rischio. L'ispezione della Guardia di Finanza è partita dalla segnalazione di alcuni abitanti della zona e in particolare delle via Adria e via Merenda che sorgono intorno allo stabile in questione. I residenti sono infatti preoccupati dei rischi ambientali e per la salute. L'ispezione avrebbe confermato i sospetti proprio degli abitanti e per questo è scattato il sequestro dell'intero immobile. La magistratura ha disposto una campionatura dell'area per verificare i livelli di polveri sottili da amianto. La denuncia è scattata per il proprietario dell'immobile, per il direttore dei lavori e per il legale rappresentante dell'impresa, mentre il GIP ha convalidato il sequestro. Curioso avvistamento questa mattina nel mare di Aci Castello, nel Catanese. In acqua è stata trovata la carcassa di un toro che lentamente ha raggiunto la riva. Sul posto sono intervenuti i medici veterinari dell'ASP che hanno richiesto la presenza dei vigili del fuoco che sono poi riusciti a rimuovere appunto l'animale. Ancona, capitale della cultura, Catania però non demorde. Il sindaco trantino ha detto non è una bocciatura, il nostro percorso va comunque avanti. Tonino De Mara. Auguri ad Ancona, ma Catania non demorde e soprattutto non ha subito una bocciatura. Lo ha detto a caldo il sindaco trantino e lo ha ribadito l'arcivescovo Renna dopo l'aggiudicazione della città marchigiana a capitale della cultura al posto dell'uscente Agrigento. Il dossier Catania Continua va rispettato ed onorato. In poche parole, il percorso non si ferma visto che la candidatura di Catania non era un punto di arrivo ma un metodo, una visione strategica per la città che comunque intende portare avanti. Ma in ogni caso vogliamo andare avanti perché cosa significa cultura? Significa anche compartecipazione, significa vivere in un contesto diverso dal passato. Allora i messaggi devono essere due. Uno, per quanto riguarda il risultato di Roma, smettiamola di piangere come si faceva in passato, immaginando scenari chissà di qual genere, dicendo che la colpa è di Agrigento, il fatto che Gibellina avesse avuto già un riconoscimento come capitale dell'arte contemporanea avrà penalizzato. Non ci interessa, buon lavoro ad Ancona, i migliori auguri, siamo certi che faranno bene, ma non dobbiamo più continuare a lamentarci come abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo reagire. Questa è l'impostazione che noi cittadini catanesi dobbiamo dare per ogni azione del nostro operato. Ancona riceverà dal Ministero un contributo di 1 milione di euro per attuare il suo programma, ma 1 milione di euro derivante dalla tassa di soggiorno Catania lo destinerà comunque al suo piano cultura. Il piano, abbiamo detto, l'avremmo realizzato in ogni caso. Il 1 milione di euro che noi abbiamo destinato a capitale della cultura dalla tassa di soggiorno continueremo a destinarlo per la realizzazione di questo piano che adesso moduleremo e presenteremo a maggio, perché abbiamo bisogno di dare stimoli nuovi soprattutto ai nostri ragazzi. Città dell'inclusione, spazi, linguaggi e comunità del futuro. 2 giorni alle Ciminiere di Catania con gli studenti protagonisti. Uno degli appuntamenti più attesi è stato lo speed date con il sindaco trantino, un format innovativo dove è stato possibile fare domande dirette e instaurare un dibattito di cittadinanza attiva. Numerose le domande, altrettante le risposte selezionate da un'apposita piattaforma digitale. Simpatico siparietto in apertura con lo stesso trantino che ha ironizzato con i ragazzi sulle recenti allerte meteo.
Adesso andiamo a Messina, dove è stata demolita l'ultima baracca di via Ennio V nel rione Taormina, segnando un passo importante nel risanamento dell'area. L'intervento ha già portato all'abbattimento di decine di abitazioni precarie, liberando uno spazio strategico per la città. Sull'area sarà realizzata la strada di collegamento con l'asse Don Blasco, che permetterà di migliorare la viabilità tra la zona sud e il centro, alleggerendo il traffico e contribuendo alla riqualificazione urbana del quartiere. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi parleremo delle giornate FAI a Catania e provincia. Torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Luoghi storici, ville, palazzi, chiese nascoste saranno svelate in questo fine settimana grazie alle giornate FAI di primavera, un'occasione unica per scoprire itinerari multisensoriali e accessibili a tutti. Desiree Ferlito. Catania apre le sue porte, 21 luoghi storici e nascosti della città e della provincia saranno visitabili grazie alle giornate FAI di primavera, questo fine settimana. Palazzi nobiliari, ville antiche, chiese storiche e spazi solitamente chiusi al pubblico raccontano il cuore e la storia del territorio ionico-etneo. Tra le gemme aperte al pubblico il Museo dei Saperi e delle Mirabilie Siciliane, il criptoportico del Giardino Bellini, il Balneum di Piazza Dante, il Palazzo della Banca d'Italia e il Palazzo delle Finanze, con itinerari anche ad Acireale, Giarre, Mascalucia, Mineo, Mister Bianco e Piedimonte Etneo. Quest'anno grande attenzione all'accessibilità, percorsi dedicati per non vedenti, ipovedenti e persone con disabilità uditiva, con interpreti LIS e visite multisensoriali. Tra gli appuntamenti speciali al Palazzo della Banca d'Italia, visite guidate e video sulla storia della moneta, accompagnati da musica dal vivo degli studenti del Liceo Musicale Angelo Musco. Un'occasione imperdibile per scoprire i tesori nascosti di Catania e dei suoi dintorni, tra storia, arte e cultura. Sempre a Catania il musical Rivelazione. Parliamo della città delle Amazzoni che approda al Metropolitan, un viaggio nel mondo delle Amazzoni in lotta con il popolo del mare. Sentiamo Giusy Lazzara. Un viaggio mozzafiato, un intreccio antico tra la forza delle guerriere in lotta con il popolo del mare e il richiamo del cuore. L'opera Rivelazione, la città delle Amazzoni, con le musiche inedite di Franco Lazzaro e Airam e la drammaturgia di Andrea Tomaselli, approda a Catania al Metropolitan e racconta le imprese spettacolari delle leggendarie guerriere. Al centro della narrazione il tema della guerra e della pace, quanto mai attuale in questo tempo. Le coreografie di Erika Spagnolo in una Grecia antica immaginifica, il fiero popolo delle Amazzoni, guidato dalla regina Tandra, interpretata da Laura Sfilio, è scosso dall'incontro con il popolo del mare e il suo comandante Laiol, con Alessandro Incognito che firma anche la regia. Battaglie cruente e passioni travolgenti, un sentimento per il nemico si farà strada e l'amore tra due persone cambierà un odio che da generazioni divide due popoli. In scena domani e domenica al Teatro Metropolitan di Catania. E adesso ci fermiamo ancora, un'altra pausa, poi il calcio, inizieremo con il Catania e la grande curiosità nei confronti della prima prova del neo allenatore Viali. A tra poco. Siamo al calcio, c'è attesa ma anche curiosità per il primo Catania di William Viali che lunedì sera ospiterà al Massimino il Casarano. Il nuovo allenatore sta provando diverse soluzioni per conoscere gli uomini e le caratteristiche della squadra. Francesco Triolo.
Un secondo posto da difendere, un obiettivo alla Serie B dichiarato con ancora più forza. Il primo Catania versione Viali si vedrà già da lunedì sera contro il Casarano, formazione che arriva al Massimino dopo aver battuto il Cosenza, ovvero quella che era la terza forza del campionato. C'è attesa per capire come il nuovo allenatore inciderà in quello che è l'atteggiamento della squadra, del gruppo, prima ancora che sotto il profilo tattico. Contro il Casarano mancheranno ancora gli attaccanti centrali Forte e Rolfini che non hanno recuperato dagli infortuni. Viali dai primi allenamenti sta cercando di capire le condizioni di Cicerelli che sta recuperando dall'infortunio e potrebbe anche essere convocato. Poi è un altro aspetto se verrà utilizzato, però è una decisione che potrà avvenire solo alla vigilia della partita. Viali sotto il profilo tattico ha provato un po' di tutto, ha cercato di capire, di conoscere soprattutto giocatori e caratteristiche. Difesa a 3, poi a 4, pressione, fase offensiva, la base e la mediana a 2 con Di Tacchi e Quaini, con Di Noia o Corbari, che potrebbero anche spostarsi come mezzala in caso di 3-5-2, ipotesi sulle quali sta lavorando e lavorerà ancora sia Viali che il suo vice Cottafava in questi giorni, e qualcosa sulle indicazioni che avrà ottenuto si potrà capire dalla conferenza stampa della vigilia. Da oggi si inizierà anche a studiare l'avversario, a cominciare dall'ex Chirico, che è considerato l'elemento più pericoloso dei salentini. Lo sa bene Viali, che Chirico lo conosce per averlo allenato. È la vigilia di campionato per il Palermo che domani farà visita al Padova, rosanero che sperano ancora nella promozione diretta ma devono tornare a vincere. Marco Gullà. Ultima chiamata per l'aereo promozione diretta. Il Palermo ha fatto il check-in ma rischia di rimanere a terra. Domani a Leuganeo contro il Padova i rosanero devono necessariamente vincere e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. In programma c'è anche Monza-Venezia, mentre il Frosinone, terzo, giocherà a Bolzano. La formazione di Inzaghi, con una combinazione favorevole di risultati, potrebbe tornare a sperare, ma ovviamente deve prima pensare al suo cammino e a vincere contro un coriaceo Padova. Inzaghi ritrova Ranocchia, la sua assenza contro la Juve Stabia si è sentita e come. Il Palermo è apparso senza idee e con una costruzione macchinosa del gioco. Occorre quindi una sterzata che dovrà arrivare già domani a Leuganeo. Inzaghi valuta anche lo stato di forma e i tempi di recupero dei singoli. Quella di Padova sarà la sesta partita in 20 giorni, un tour de force prima della sosta che inevitabilmente pesa sulle gambe e sulla testa dei giocatori. Il principale dubbio riguarda la tre quarti. L'Eduaron, tenuto inizialmente in panchina contro la Juve Stabia, potrebbe tornare titolare, ma Inzaghi potrebbe anche scegliere di dare continuità a Jonsen. In difesa invece dovrebbe tornare Peda titolare. Penso che la squadra debba arrivare bene, abbiamo voglia di tornare subito a vincere, per cui la squadra si è preparata bene, dobbiamo capire chi ha recuperato da queste due partite in 4 giorni, però io penso che andremo a fare una grande partita, la squadra sente la necessità di tornare a vincere e ci proveremo in tutti i modi. Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. A voi tutti grazie per averci seguito. Buona serata.